Proficuo test dell'Acregas che continua a smaltire il pesante lavoro di carico effettuato nelle scorse settimane di preparazione. Sotto una forte calura e dinanzi a una tribuna molto affollata di tifosi, la compagine dei Templi ha sostenuto un triangolare contro il Real Aci, che è una squadra di promozione, e l'Athletic Palermo, squadra del campionato d'eccellenza che prima si chiamava Real Tuttano e San Lorenzo. Nella prima gara contro la compagine di Marcello Manca, vecchio calciatore acragantino dei tempi andati, l'Acregas ha giocato in scioltezza affermandosi con il rotondo risultato di 4-0, grazie alle doppiette di Trombino e Literi. Reparti biancazzurri registrati bene, che si sono mossi con disinvoltura rispetto alle gare precedenti, mettendo nelle condizioni ottimali di servire dei punti. Più impegnativo è il secondo galoppo con il Coriaceo Atletico Palermo, e che, se ricordiamo, risulta San Lorenzo, compagine di eccellenza che annovera diversi calciatori di categorie. Difatti il risultato finale è stato di parità 0-0 con penalty acragantino mancato da il Lama, che si è fatto parare il tiro dal dischetto dal portiere palermitano Ragona. In questa seconda gara la squadra ha trovato qualche difficoltà contro un avversario decisamente più fresco, ma con il tempo e lo smaltimento dei carichi di lavoro accumulati, la squadra dovrebbe raggiungere una certa brillantezza. Nell'incontro sempre di 45 minuti invece Reale Aci e Atletico Palermo avevano pareggiato 1-1. Intanto la rosa dell'Acregas si assottiglia, infatti è notizia di queste ultime ore della risoluzione consensuale del contratto da parte del calciatore francese Joan Berferretti, il difensore centrale classe 94. L'improvvisa decisione di lasciare il gigante è legata a motivi strettamente personali e familiari che lo hanno costretto ad avvicinarsi al suo paese d'origine. Con lui si sono divise le strade anche con Gabriel Tangorra, un esterno d'attacco classe 2003, un giovane agrigentino con significative esperienze a Teramo e Perugia, lo scorso anno con Seregna e Pierantonio. A quanto pare il ragazzo si è sistemato al Casteltermini con il neotecnico Michiché, ma per due calciatori che sono andati via ce n'è uno che arriva dopo tante traversie burocratiche. Si tratta del giapponese Takaki Morimoto, soprannominato Banzai. Ed ora spazio alle interviste di fine triangolare. Mister, un altro buon test in vista dell'inizio della Coppa Italia. Che Acregas hai visto? Ho visto un Acregas ancora in crescita, mi è piaciuto tanto sia la prima partita, ma devo dirti anche nella seconda partita, dove c'erano alcuni che hanno fatto addirittura 90 minuti, per cui nonostante la stanchezza ho visto veramente delle belle cose. Stiamo incominciando a fare le cose che mi piacciono con la frequenza e la velocità che mi piacciono. La coppia Litteri-Trombino sempre più affiatata? Sì, e devo dire che Luca Litteri sta molto meglio, ogni giorno cresce sotto il profilo della tenuta atletica. Questa è una cosa che mi fa veramente piacere. Pronti per la Coppa Italia? Domenica prossima qui arriverà l'Igia Virtus. Speriamo di essere pronti, nel senso che siamo pronti a giocarci questa partita, a giocarcela veramente bene in tutti i sensi, però non saremo sicuramente pronti al 100% sotto ogni punto di vista, perché sarà la prima uscita stagionale, però siamo pronti con la testa a giocarci questa partita. Sonia Giordano torna all'Esseneto per rivedere la sua Acregas. Che effetto le fa questo ritorno? Sicuramente è una grande emozione rientrare all'Esseneto, incontrare amici e vedere comunque quella che per me è rimasta la mia Acregas. Quindi è una bella giornata che mi sto godendo, diciamo, dopo un anno pesante è un regalo. Ritrova l'Acregas in Serie D, finalmente è arrivata la promozione nel calcio che conta. Sì, assolutamente sono contenta di questo, mi sento di dire a oggi che probabilmente 2 anni fa, nonostante le critiche, ho fatto la scelta giusta di dare la società in mano a delle persone che oggi l'hanno portata in Serie D. Ecco, lei è rimasto in buonissimi rapporti con il patron Deni, con il suo vicepresidente Carmelo Callari? Assolutamente sì, non ho mai avuto problemi con loro, poi diciamo che
non c'erano motivi per avere problemi, quindi ancora oggi siamo comunque uniti e dicevo anche con Deni che qualsiasi cosa io possa fare anche in piccolo da lontano, che io come amica di Roberta soprattutto ci sono, perché comunque lei è stata comunque un'amica sempre a prescindere dalla società, dalla squadra, da tutto. Roberta Lala, l'ospite eccezione oggi all'Esteneto, la sua grande amica Sonia Giordano. Sono davvero contenta di averla qua, tra noi c'è un'amicizia solida, profonda e per me è una gioia oggi averla qua. Poi è una donna, è una grande donna e per me il calcio deve aprire le porte alle donne perché comunque portano quell'entusiasmo, quella positività in più. E quindi nuovamente invito tutte a venire allo stadio, a fare gruppo, creerò appunto anche sui social un club femminile e andiamo avanti a goderci questo nuovo campionato che secondo me sarà veramente molto entusiasmante. Sonia Giordano farà parte del club Acragas Certo, femminile. penso che sarà la prima, ancora prima di me lei è stata presente nell'Acragas, quindi unite insieme andremo avanti.